Buon pomeriggio a tutti, benvenuti a questo incontro in cui presenteremo la collana Digital Investigation. Io sono Silvia Gorgi, faccio la giornalista e la scrittrice, faccio parte dell'associazione culturale Sugar Pulp e come prima cosa, per questo incontro vorrei ringraziare lo spazio della Regione del Veneto e in particolare la Veneto Film Commission per l'ospitalità e passo subito a presentarvi gli ospiti di questo pomeriggio. Accanto a me ci sono due autori, il primo accanto a me è Riccardo De Palo, che è giornalista anche e scrittore. Diciamo che l'incontro di oggi in particolare lancerà il suo prossimo libro e vicino a lui Carlo Callegari, scrittore tra l'altro padovano, lo ricordo visto che siamo in Veneto, nonché rappresentante del movimento Sugar Pulp, movimento letterario, e accanto a Carlo Lisa Marra, che è direttrice editoriale di Linea Edizioni e non solo questo, è anche organizzatrice di un festival, Treviso Giallo, che peraltro avrà luogo molto presto, verso la fine di settembre, e immagino che saranno super mega indaffarati per le ultime cose da aggiustare nel programma. E infine, ma alla fine sarà il primo a parlare e a raccontarci di questa avventura, Nicola Bruno, cofondatore dell'agenzia di comunicazione Site by Site, e proprio con lui io vorrei iniziare perché ci racconti di questo progetto che in qualche modo è innovativo ma che guarda anche al passato e anche al futuro, speriamo, dai. E che mette assieme ovviamente i temi che sono quelli più propri di questa agenzia di comunicazione, cioè il digitale con l'analogico. Perché? Perché Digital Investigation è una collana che in qualche modo attraverso la letteratura indaga i nuovi temi del digitale, ci aiuta a entrare in questa nuova dimensione che è quella che viviamo tutti i giorni, perché la rivoluzione tecnologica e i telefoni che abbiamo tutti noi in tasca ci fanno vedere di quanto poi alla fine siamo in questa rivoluzione e di quelli che sono i nuovi temi, cyber security, cyber crime. Nicola, raccontaci come mai avete deciso di intraprendere questa sorta di avventura. Beh, tanto grazie a tutti per essere qui, buongiorno, per me è la prima volta a Venezia, ho studiato qui, quindi sicuramente a Venezia sono tante volte, ma al Festival del Cinema è la prima volta che vengo, e quindi è anche una bella emozione, un bel momento. Allora, Digital Investigation nasce un po' dal nostro lavoro, nel senso che noi siamo aperti da 17 anni, abbiamo una sede a Padova, una sede appunto a Milano, ci occupiamo di agenzia, specialmente siamo appunto agenzia di comunicazione nel digitale, quindi il nostro DNA è molto tecnologico e innovativo, e ci scontriamo ogni giorno in realtà con un gap culturale che non è solamente, come dire, delle persone normali, ma anche dei tecnici, quindi noi stessi abbiamo spesso dei gap culturali verso quello che facciamo, perché ci sono due tematiche. La prima è una tematica legata al mondo che spesso ha delle barriere come il codice, ad esempio il codice HTML, il codice PHP, insomma i codici di programmazione che spesso e volentieri non sono conosciuti. La seconda tematica è il cambiamento, che è continuo, quindi in realtà quello che noi impariamo oggi domani non è più vero, quindi questo vale per quelli che sono gli strumenti, per quelli che sono appunto le metodologie, quindi il nostro lavoro è un lavoro di continuo cambiamento. Quindi di fatto ogni giorno quando noi affrontiamo un progetto, un lavoro, noi stessi diventiamo investigatori digitali nel cercare soluzioni e nel fare in modo appunto che i nostri clienti poi possano chiaramente averne dei risultati e dei benefici. Detto questo, ci sembrava corretto, in una funzione anche di agenzia che ha un ruolo non solo professionale ma anche culturale, quello di cominciare a fare divulgazione, a fare educazione. E ci è sembrato lo strumento analogico il migliore perché è il più accessibile, nel senso che se vogliamo parlare con persone che non sono abituate o comunque non sono così addentro alla tecnologia e che sono abituate più che altro a informarsi e a formarsi attraverso l'analogico, è inutile che ci proponiamo con dei podcast, lo facciamo per quel tipo di target, ma il target che a noi interessa è un target appunto trasversale e molto generalista che possiamo aggredire, tra virgolette, non vogliamo aggredire nessuno, con i libri. Okay? Quindi questo è il motivo per cui abbiamo scelto questo tipo di formato. E insomma fino adesso è un'avventura bellissima, ringrazio appunto Sugar Pulp, ringrazio Lisa perché fino adesso appunto ringrazio ovviamente gli autori che sono i veri protagonisti oggi e insomma sempre poi nella testa di chi legge. Ci è sembrato come dire, doveroso fare questo tipo di lavoro, di formazione e educazione perché insomma è un progetto bellissimo di cui appunto
noi siamo una piccola parte, in realtà il grosso lo fanno appunto le persone che sono alla mia destra, quindi sono loro i veri protagonisti, insomma, di questo progetto. Arriviamo dunque ai protagonisti. Al primo, Riccardo De Palo, appunto, come ricordavo prima, è anche giornalista, collaboratore del Messaggero, delle pagine culturali, in particolare poi della letteratura crime. È già acceso il microfono, per cui si dovrebbe sentire. Prima però di parlare con Riccardo, vediamo il book trailer. Di chi ti puoi fidare davvero online? La promessa di un guadagno facile. La speranza di un incontro reale. Andrea e Sara. Ostaggi? Sequestratori? O vittime? Un'organizzazione governativa o criminale? L'ex Unione Sovietica e Milano, distanti solo pochi click. Per un sequestro virtuale, in piena regola. Un giallo in cui niente e nessuno è davvero come sembra. Sequestro virtuale di Riccardo De Palo. Il nuovo libro della collana Digital Investigation, in libreria e negli store online. Digital Investigation, un progetto in collaborazione con Site by Site, Sugar Pulp, Linea Edizioni. Insomma, un titolo che già magari ci fa capire qualcosa di quello che sarà questo thriller psicologico, e peraltro insomma lo vediamo anche nell'attualità, no? In quelle che sono le notizie di tutti i giorni, che sempre più spesso abbiamo delle notizie legate proprio a dei crime che avvengono a livello cyber, nel senso che poi alla fine delle istituzioni che si sono fermate perché magari c'è un attacco hacker, ci sono dei dati che vengono in qualche modo tenuti in ostaggio, eccetera eccetera. L'abbiamo letto dalle pagine dei giornali, ma invece qui abbiamo un romanzo, un thriller psicologico, vero Riccardo? Che cosa ci puoi raccontare di questo sequestro virtuale? Innanzitutto volevo ringraziare Side by Site, Sugar Pulp, Linea Edizioni, perché avermi coinvolto in questo progetto è decisamente molto interessante e innovativo secondo me. E poi chiaramente volevo un po' parlare anche di come mi è venuta l'idea di... Innanzitutto avevo pensato anche a dei titoli un po' più immaginifici, un po' più letterari, ma secondo me non rendevano l'idea. Sequestro virtuale perché nel leggere siti stranieri, giornali americani di varia origine, insomma, ho scoperto che c'era questo fenomeno virtual kidnapping, che è un vero e proprio crimine emergente che viene anche studiato all'FBI. Vengono diramate delle allerte alle persone che potrebbero incappare in questa sorta di truffa informatica, ma che è anche qualcosa di più di una truffa, è una cosa che a volte richiede anche proprio un vero e proprio rapimento, un sequestro reale, non solo quindi virtuale. Ci sono tantissime casistiche. Negli ultimi casi di cui ho letto, in particolare in molti stati americani, per lo più avviene questo: tu ricevi una telefonata di tua madre, cioè un numero di telefono che sembra provenire da tua madre, e senti invece rispondere un uomo che dice che tua madre è lì nelle sue mani e che lui, se non ottiene subito una somma di denaro che deve essere subito inoltrata a un certo conto corrente bancario, gli farà del male. E chiaramente tu senti in sottofondo una donna che urla, che chiaramente sembra che sia malmenata. Tu non senti tua madre e vedi comunque il telefono che è il suo, qualcuno ha il suo telefono, tu chiaramente cosa fai? Sei tentato di cedere, di dare questa somma di denaro. Spesso non sono neanche somme grandissime, magari sono 10.000, 30.000 euro, insomma comunque cose possibili, diciamo così, anche da fare subito. Cosa succede poi? Si scopre, in questo è un caso limite, può essere la madre, può essere la figlia, però sempre un telefono che viene, come dire, intercettato come se fosse veramente proveniente da tua madre o da tua figlia o da un altro tuo congiunto. Insomma, succede che poi alla fine molte persone cedono e sono cose che avvengono in brevissimo tempo. I soldi chiaramente vengono dati a questi criminali che poi scompaiono, spesso si tratta di pagamenti in luoghi assolutamente in paradisi fiscali, ma questo diciamo è la cosa più
è la tipologia più semplice di sequestro virtuale. In questo caso nessuno è stato sequestrato, in realtà tua madre sta benissimo, semplicemente è stato hackerato il numero di telefono. È infatti una cosa che viene molto fatta, viene molto compiuta soprattutto da carcerati addirittura. Io ho letto che in Messico ci sono delle prigioni in cui sono tantissimi carcerati che con la complicità di secondini hanno questi computer e fanno queste operazioni direttamente dalla cella. Esatto, esattamente, smart work. E questa diciamo è la cosa più semplice. Poi c'è una variante molto più complessa che avviene soprattutto ai danni di cinesi, spesso sono studenti cinesi all'estero. I studenti cinesi all'estero, proprio per la loro cultura diversa, comunque vivono spesso molto appartati, molto solitari, sono anche molto più vulnerabili. Quindi cosa succede? Succede che spesso c'è magari una studentessa che viene convinta da un interlocutore di essere in pericolo e quindi che deve assolutamente fare delle cose per mettersi al sicuro. L'interlocutore si finge un'agenzia governativa cinese, e i cinesi sono molto deferenti nei confronti dell'autorità, quindi la cosa spesso funziona. E questa donna, questa ragazza spesso è addirittura costretta, ci sono delle foto in rete che lo dimostrano, a mandare delle foto di se stessa legata, imbavagliata, come se fosse veramente rapita. Perché gli viene detto che l'unico modo per riuscire a difendersi è fare finta di essere veramente rapita, così non verrà a sua volta veramente sequestrata dalla banda criminale che la vuole catturare. Questo è un passo ulteriore, diciamo, già un passo ulteriore già più complesso. Poi c'è quello che ho tentato di trasporre io in questo romanzo, trasporre in chiave italiana, cioè che richiede due vittime. Praticamente si tratta di due vittime che non si devono mai parlare tra loro. Gli viene subito detto, vengono chiamati da un'agenzia governativa finta, chiaramente. Dicono alla donna appunto che si deve mettere in sicuro, che verrà qualcuno a prelevarla perché è in pericolo. E a sua volta un altro ragazzo, un altro diciamo, complice, che in realtà è una vittima anche lui, gli viene detto che dovrà prelevare questa ragazza per metterla al sicuro. Dopodiché gli viene detto appunto di creare delle foto che dimostrino questo suo stato di rapimento, vengono inviate queste foto alla famiglia, la famiglia paga, in realtà non vengono usate queste foto per fingere il rapimento e basta, proprio per ottenere il riscatto. E il romanzo chiaramente poi è diventato una cosa ancora più rocambolesca perché mi sono inventato un'organizzazione criminale internazionale, come ce ne sono in realtà, che però ordisce appunto questo rapimento virtuale che poi diventa effettivamente reale e che costringe gli investigatori a cercare questi due ragazzi, Andrea e Sara appunto. Andrea e Sara, i tuoi protagonisti, insomma si parte da un'Italia tra l'altro multietnica e poi si arriva anche nell'ex Unione Sovietica appunto attraverso questo intreccio che ci anticipavi. Volevo chiedere invece sostanzialmente a Linea Edizioni, quindi a Lisa Marra, quando sarà disponibile Sequestro Virtuale, come prima cosa, visto che alla fine lo lanciamo proprio qui al Lido durante la mostra del cinema, e poi volevo invece chiedere a te come ti sei insomma inserita in questa avventura, che è un'avventura a tre teste, nel senso che ovviamente c'è questo progetto che parte da Side by Side, che raccoglie ovviamente la curatela di Sugar Pulp e che trova invece in Linea Edizione poi la possibilità vera di uscire e di raggiungere il pubblico. E ovviamente ricordo anche che Linea Edizioni, per chi non la conoscesse, è una casa editrice padovana che sta crescendo, emergente, che sta anche sperimentando nuove vie, forse proprio questa è una di quelle nuove. Lisa. Esatto. Buonasera a tutti e ringrazio l'organizzazione, soprattutto Nicola Bruno e tutto il team di Sugar Pulp per avermi coinvolta in questo progetto innovativo, e sono molto molto felice e molto interessata a portarlo avanti. Il libro, tra l'altro rispondo alla prima domanda, è disponibile da oggi.
Per cui sì, è disponibile da oggi e siamo molto orgogliosi di questa seconda uscita. Dicevo che ringrazio di avermi coinvolto in questo progetto perché come casa editrice sono ovviamente interessata ai progetti innovativi, ai progetti che intercettano delle necessità, delle istanze culturali che coinvolgono tutti noi, e questo è un progetto specifico che va proprio che ha l'obiettivo, come diceva appunto Nicola, di far familiarizzare sempre di più con il mondo digitale, che poi è il mondo in cui siamo immersi ogni giorno. Ma non solo, attraverso il tradizionale libro cartaceo il libro diventa, e l'editore diventa uno strumento, siamo a disposizione di questi nuovi progetti, di questi nuovi contenuti, perché la letteratura, come tutte le forme artistiche, rispecchia il proprio tempo. Quindi la letteratura deve essere al passo con il proprio tempo e deve saper osare, e sposare un progetto come questo significa accettare una sfida ambiziosa che vede qualcosa di intangibile come l'ambito digitale che i più sentono forse ancora lontano, con gli strumenti, i mezzi, i percorsi dell'editoria tradizionale. Quindi ho trovato veramente molto molto interessante questo progetto. E poi c'è da dire che la letteratura, sì, da un lato deve intercettare e rispecchia, appunto come dicevo, il proprio tempo, dall'altro la scelta del genere noir come tipologia per veicolare un progetto come questo è la più indicata, perché vediamo anche come organizzatori, citavi prima il Festival Treviso Giallo che partirà il 30 di settembre fino al 3 di ottobre, lo vediamo appunto nell'organizzare eventi dove il noir è protagonista, che è una forma letteraria che si presta ad aprire quelle finestre sull'attualità, sulla società contemporanea, che permettono a un pubblico vastissimo, perché anche questo è importante, che quindi non rimane nella sezione, nell'ambito di appassionati magari di mondo digitale, di appassionati di tecnologia, ma prende un pubblico vasto, perché il noir è comunque una forma che piace molto e a vari livelli poi di lettura, per cui insomma c'è il semplice lettore che vuole divertirsi, leggere un romanzo avvincente, c'è il lettore poi che invece si avvicina, scavando nell'argomento trattato, nel romanzo letto, poi si fa delle domande, scaturiscono delle riflessioni. Quindi il connubio, la commistione tra l'ambito digitale, la letteratura, la scelta del genere noir, penso che abbia trovato un equilibrio proficuo che può veramente portare a raggiungere obiettivi interessanti dal punto di vista culturale, di diffusione e di confronto e di circolarità. Senza dimenticare però che abbiamo il libro cartaceo, abbiamo l'ambito digitale, ma soprattutto abbiamo gli autori, bravissimi autori, che non dimenticano, e in questi due libri è un aspetto che è particolarmente forte, non dimenticano l'aspetto umano. I protagonisti hanno un'umanità grandissima, non andiamo nel dettaglio perché sennò togliamo la curiosità della lettura, diversi fra loro, ma riescono a cogliere sia Riccardo che Carlo delle specificità in cui in molti ci possiamo riconoscere e che aprono appunto a un'umanità che non bisogna dimenticare, nel senso che la tecnologia è comunque parte da un'evoluzione, insomma, comunque umana e creativa. La letteratura, come dicevo, è specchio della creatività del nostro tempo, di tutti noi. E però la centralità dell'essere umano, la centralità dei personaggi, la centralità del calore, dei rapporti che si creano fra loro, ecco, questo rimane veramente un aspetto che rende questi romanzi e questa collana ancora più forte,
perché diciamo che l'aspetto umano rappresenta il perno, e non lo dimentichiamo, attorno al quale poi ruotano questi obiettivi, queste sfide innovative di abbinare la tecnologia alla letteratura classica. Insomma, devo dire che proprio di questa variegata umanità si è occupato nel suo modo e alla sua maniera, direi, Carlo Callegari, scrittore padovano. Ricordiamo che appunto il primo volume, la Ling Gao Gang, è uscito proprio un anno fa, quindi insomma siamo qui, fra virgolette, a celebrare non solo il successo, fra virgolette, di critica, nel senso avuto attraverso i vari giornali che hanno recensito questo primo romanzo, ma anche ovviamente di pubblico. Perché? Perché ovviamente Carlo nel corso degli anni, diciamo che si è caratterizzato per, insomma, intanto è folgorato da una letteratura che guarda molto al noir e al pulp, e che in qualche modo nella sua letteratura poi insomma crea dei personaggi pulp cinematografici, non a caso insomma proprio dalla Banda dei Tre hanno tratto un film, e qui abbiamo anche il regista in sala, Francesco Dominedò, è uscito insomma qualche tempo fa anzi poco tempo fa devo dire, in piattaforma, e proprio di questa variegata umanità è intrisa la trama pulp noir del romanzo, perché c'è un colpo, il colpo del secolo, c'è una piattaforma di e-commerce cinese a cui sono stati insomma prelevati 100 milioni, c'è una taglia e ci sono 4 amici molto particolari di cui io vorrei che tu ci parlassi, che si mettono e decidono che alla fine loro possono fare qualcosa. Buonasera a tutti. Partendo dalle origini, quando Giacomo Sugar Pulp mi ha contattato dicendomi ma ti andrebbe di scrivere un libro, abbiamo un progetto, era il mio primo libro su commissione, chiamiamola così, quindi ero molto preoccupato. Poi mi ha detto, sai, l'unica cosa è parliamo di digitale, tutto il resto non mettiamo paletti. E quello perché scrive molto rilassante, quindi sai, ok, digitale, bene. Era parecchio tempo che avevo una parola che mi girava in testa, ma non riuscivo a concretizzarla in un libro, e la parola era inclusione. Quindi mi sono detto, ok, proviamo a mescolare la parola inclusione con la parola digitale. L'ho mescolato a modo mio perché, come dicevi te, poi continuando a scrivere si affina un certo tipo di scrittura, a me piace il pulp, la commedia nera. E quindi questa parola inclusione si è trasformata in 4 investigatori, chiamiamoli così, chiaramente senza licenza, che bazzicano i famosi bassifondi di internet, quindi tra il dark web e internet normale. La cosa particolare è che sono 4 amici disabili, ognuno di loro ha una disabilità. Io provengo, nel senso che il mio migliore amico storico è non vedente, quindi in questo libro c'è molto di lui e molto delle nostre avventure che abbiamo passato. Adesso qualcuno anche illegale che è riportato dentro, ma non importa. L'hai detto, ci sono testimoni. Questi sono dettagli. E quindi volevo scrivere un libro che parlasse di digitale, di inclusione, ma togliendo qualsiasi tipo di tono pietistico. E così pensando... Infatti sono action loro. Sì. È saltato fuori un personaggio frutto dei viaggi che faccio per lavoro a Hong Kong, e quindi è nata Ling Gao, questa volutamente l'unico personaggio femminile del libro, perché volevo che fosse potente, cioè che non fosse oscurata da altre donne, quindi è lei, è il capo di questa banda e si trascina dietro 3 disperati da tutto il mondo. E come si diceva prima, assieme fanno rete, quindi fanno rete e diventano più forti tra di loro. Questa è la base del libro. Si parte da qua per un furto ad Alibaba da svariati milioni di euro. Alibaba non lascia perdere, mette una taglia bella forte per chi riuscirà a rintracciare gli autori di questo furto. È la grande occasione per questi 4 amici che cominceranno a indagare in maniera digitale, ma poi il loro si trasformerà in un viaggio on the road. Era un altro tema caro mio, quindi sono riuscito ad inserire anche il viaggio on the road, che sarà un po' un viaggio da ridere, ma anche di riscoperta, e che salderà un'amicizia, insomma. Quindi con l'occasione che mi è stata data da Side by Side, da Sugar Pulp e da Linea Edizioni, insomma, sono riuscito ad avverare un piccolo sogno, che era appunto riuscire a parlare di inclusione, ma in maniera ironica, ed è nata la Ling Gao Gang.
E in effetti devo dire, peraltro insomma nei tuoi romanzi l'amicizia è sempre un tema, no? Sì. Molto importante e fondamentale, e devo dire che tutto sommato forse questo progetto è anche un progetto che nasce sotto il segno dell'amicizia attraverso questi interlocutori, e quindi io nel fare intanto insomma l'in bocca al lupo per questo debutto a Riccardo, e nel dire a voi invece cercate questi libri e leggeteli, perché sono anche, appunto Carlo ci fa già capire che l'idea insomma di un libro che sia anche divertente, che ci porti e ci faccia conoscere dei temi digitali, ma anche attraverso peraltro temi molto più importanti come quelli dell'inclusione e della diversità, altra cosa che sottolineava Lisa. Volevo chiedere come ultima cosa, e poi ovviamente ci racconterà magari Nicola qualcos'altro, c'è un nuovo progetto? C'è un terzo volume già in cantiere? Beh, il progetto sicuramente andrà avanti, perché è un progetto appunto che ci rende felici, siamo orgogliosi in azienda appunto di quello che stiamo facendo, siamo orgogliosi di avere questi libri che vengono poi letti, di ricevere critiche, ma anche dalle persone che le leggono, che ci dicono bellissimo, fantastico. Poi un sacco di cose, anche mio padre ad esempio, faccio un esempio, proprio una delle problematiche è che per tanti anni mio padre mi ha chiesto: ma che lavoro fai? E io ogni volta gli spiegavo, ma non capiva, mi diceva: guarda, non capivo, un'altra volta me lo rispieghi, non capisco. Io ho detto: leggiti sto libro. Se l'hai letto mi è stato a dire: ma sai che forse ho capito qualcosina di quello che fai? Quindi sono molto contento, perché questo è un progetto che deve andare avanti, perché funziona anche con mio papà che ha 80 anni, quindi funziona anche con altri, e sicuramente avvicina le persone al nostro mondo a capirci un po' di più, avvicina anche noi alle persone, perché sono delle storie bellissime. Infatti veramente vi ringrazio, perché avete proprio interpretato benissimo l'idea e il senso di questo progetto, e sicuramente andrà avanti, sicuramente ci sarà un terzo libro, ma ci auguriamo che ce ne siano tanti altri. È una collana, quindi noi comunque l'idea è quella di farne uscire parecchi. È la prima collana tra l'altro di gialli digitali, non ce ne sono altri in questo momento, magari un domani arriveranno altri su questo percorso. Ci farà piacere, perché l'obiettivo appunto è che si formi cultura, e quindi se siamo i primi a dare il là va benissimo, insomma, se serve. Bene, io ringrazio tutti gli intervenuti, andate e cercate Digital Investigation, e grazie ancora per essere stati con noi.